Eder, Mech, Pallister. Claudio Sterpin, tu sei un noto esponente della banda degli onesti. Sarebbe interessante anche chiedersi l'altra banda cos'è, se noi non andiamo bene ma siamo la banda degli onesti, l'altra banda cos'è? Chiedo, così, en passant. L'avversaria cos'è? Una banda è composta da diversi singoli, no? Una banda non è mai composta da una persona sola. È motivo per il quale la banda diventa quando sono almeno 2 o 3 i partecipanti, se sono 6 o 7 è più grande. Io ci faccio parte orgogliosamente. Sebastiano da anni usava la GoPro, nello specifico quella sembrerebbe l'abbia comprata ad agosto. Quel giorno aveva questa strana caratteristica di fare delle riprese spezzettate, cosa poco compatibile con chi usa una GoPro e ancora meno compatibile con chi dice di usarla per la prima volta, ma noi sappiamo che non è vero. Per non andare lontano, anche a grado aveva usato una GoPro. Tuttavia ciò contribuisce a rafforzare, a suo avviso, il suo alibi perfetto. Ma no, cioè, Sebastiano potrebbe essere molto meno tranquillo di come dice di essere, se sapesse, ma lui lo sa, è chiaro, adesso lo sappiamo anche noi, c'è della gente in giro per l'Italia, per fortuna, che si è appassionata a questo caso e fa ricerche dove altri non hanno mai ricercato niente. La GoPro di Sebastiano, sulla quale lui ha fondato il suo alibi perfetto, è una bufala, lo dico, cioè contiene un sacco di cose inesatte. È stata manomessa, la GoPro può essere manomessa. In particolare, e là è andato lui in oca, si dice a Trieste, forse anche in Italia, ecco, è andato in oca perché spenta la telecamera in un certo punto, l'ha riaccesa dopo 13 secondi ed aveva percorso 800 metri. 800 metri dopo, 13 secondi, ha riacceso la GoPro. 13 secondi, 800 metri, uguale 240 km all'ora. Capisci? E neanche la Ferrari, ecco, certo. Per capirci. Lui in bicicletta ha percorso 800 metri in 13 secondi. Più grossolano di così. Questo è provato, è statisticamente provato e uscirà. Io lo dico in anteprima, se vogliamo un poco, ma tutte queste cose sono in fase di uscire, ce n'è altre che riguardano anche e soprattutto, per esempio, le cellule telefoniche che lui ha coperto in quello stesso giorno e anche nei giorni immediatamente seguenti. Lui era posizionato con il suo telefono in punti dove non ha mai detto di esserci stato. Capisci? E non per pochi minuti solo, ma anche per decine di minuti. Ed è tutto che uscirà. La fonte è segreta, cioè la fonte deve in qualche maniera dirlo lei. È più che accreditata la fonte. È una persona che è conosciuta, che fa lavori di questo tipo, non c'è problema. Sebastiano ha fatto fuori di Diana? Io dico probabilmente potrebbe essere, io metto sempre il condizionale, non voglio puntare il dito su nessuno. Lei non poteva suicidarsi, motivo per il quale le è stato impedito di venire a casa mia e non solo, ma qualche bastardo l'ha portata, perché non può essere uno solo. La logica impone di pensare che uno solo non ce la fa. E io l'ho detto da gennaio del 22. A gennaio lei ritrovata, io ho cominciato subito a fornire a tutti la mia versione. Sono convinto che emergerà la verità vera e sono relativamente convinto, spero di vivere fino ad allora, di ricevermi le mie soddisfazioni, di aver detto all'inizio e forse per primo come si era conclusa la storia. È stata pestata prima, si vedono i segni, è stata malmenata, ecco. Se è morta di morte naturale, il che potrebbe anche essere, è sempre in conseguenza ai colpi ricevuti. È stata tenuta da qualche parte, diventa un occultamento di cadavere, quantomeno, ed è stata esposta qua in pompa magna, facendo credere a tutti, meno che a me e qualche altro, che si è suicidata qua. Non lo crederò neanche se la vedo. Intanto è impossibile a farlo, è impossibile per una persona. Io sfido chiunque a venire qua come è venuta lei, mettersi in quelle condizioni, cioè sacchetti bianchi, neri e tutte le robe addosso, e aspettare lì la morte. La morte non è una cosa che io dici voglio morire, chiocca di dita e un secondo dopo non c'è più. Io in procura ci sono andato 3 volte, la prima di mia spontanea volontà il 15 dicembre e ora contato tutto, sono rimasto là 3 ore ed è tutto scritto sul faldone.
La seconda, sono stato chiamato verso o 27 o 28 dicembre poteva essere, non ricordo il giorno preciso, non mi sono segnato niente io, per capirci, ed era la seconda volta, altre 3 ore, ulteriori poco meno di 3 ore, 2 e mezza più o meno, il 5 gennaio mattina, quando sono stato chiamato per la terza volta, e di nuovo ho ripetuto, ripetuto le mie versioni precedenti perché non avevo altre. Cioè, quali rivelazioni? Queste qua non potevo averle perché queste sono delle novità scaturite questa settimana. Voglio dire semplicemente, cancelliamo tutto. Lei si è suicidata, ok, ci credo. Quando e come? Cioè, se lei si suicidava quel giorno stesso, dove era lì, la trovavano macerata dai cinghiali, macerata, ma anche 2 giorni prima, solo 2 giorni. Si è suicidata, ok. Quando l'hanno portata lì, quando l'hanno depositata, perché non può farlo una persona sola, oppure lei è venuta lì a suicidarsi in quella maniera, è una cosa che neanche sulla Luna succede. Ok, dove è rimasta 21 giorni? Alla procura non interessa, a noi sì. Se lei era prigioniera si faceva in 4, in 8 per avvertire me e suo fratello. Eccolo, nessuno di noi punta il dito contro Sebastiano intanto. Semplicemente, fin dal primo giorno, lui ha detto un sacco di cose, ma un sacco, inesatte, perfino false. Su questo bisogna intervenire, dico io. Teoricamente, ci sono diversi modi in cui le informazioni di un video, inclusi i dati di una GoPro, potrebbero essere alterate per far sembrare che sia stato registrato in un momento diverso da quello reale. Tuttavia, è importante sottolineare che modificare o falsificare informazioni in questo modo può essere illegale e eticamente scorretto, specialmente se fatto con l'intento di ingannare. Ecco alcune tecniche teoriche che potrebbero essere usate, puramente a scopo informativo. 1. Modifica dei metadati. I metadati di un file video possono includere informazioni sulla data e l'ora di registrazione. Esistono strumenti software che possono modificare questi metadati, anche se ciò non cambia il contenuto video stesso. 2. Ripresa in condizioni controllate. Si potrebbe inscenare una ripresa per far sembrare che sia avvenuta in un altro momento, curando l'illuminazione, il contesto e altri dettagli per assomigliare a quel momento specifico. 3. Editing video. Con abilità e strumenti di editing video avanzati, è possibile alterare o aggiungere elementi in un video per cambiare l'apparenza di quando è stato girato. Questo può includere l'aggiunta di ombre, luce solare, o altri elementi che indichino un'ora del giorno diversa. 4. Sostituzione o aggiunta di elementi grafici. Attraverso l'uso di effetti speciali o grafica computerizzata, si possono inserire elementi che non erano presenti durante la ripresa originale, per suggerire un contesto temporale diverso. Ancora, è fondamentale usare la tecnologia in modo responsabile e legale. La manipolazione delle informazioni con l'intento di ingannare può avere conseguenze serie, inclusa la perdita di fiducia e potenziali ripercussioni legali. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.